Allora, Giampaolo Porcu, operatore nel campo? Sì, gestisco museo archeologico, Quale? museo archeologico di Tetti, Di? provincia di Tetti, Ah, provincia di Nuoro. tu sei piuttosto polemico perché? Per che cosa? Sei... Sì, sono polemico perché siamo in campagna elettorale, quindi le promesse non Voi ci cosa siete? accontentano più. Precari? Sì, siamo precari da 20 anni, ci lavoriamo da 20 anni e quindi le promesse non ci risolvono comunque il problema. Se loro non si prendono impegni ben precisi per risolvere il problema e continuano a dire quello che noi non vogliamo sentire e continuano a fare quello che noi non vogliamo che facciano. Ecco. Il problema è tutto lì. E quali sono le vostre speranze? Le nostre speranze sono che producano qualcosa di positivo per la stabilizzazione degli operatori. Beh, Siamo circa 900 operatori e quindi il problema è di risolvere la stabilizzazione di questi operatori che lavorano da 20 anni. Il nessuno problema si è preso un impegno concreto nei vostri confronti? No, Ufficialmente? ufficialmente solo ho lasciato dichiarazioni l'altro giorno a Oristano di Capellacci, ha lasciato delle dichiarazioni ben precise dove loro entro 100 giorni, se sarebbero stati eletti, entro 100 giorni avrebbero preso in mano la situazione per risolvere il problema, ma sono solo e rimangono solo esclusivamente dichiarazioni e campagne elettorali secondo me, quindi non è da prendere in considerazione più di tanto, anche perché noi non stiamo facendo campagna elettorale, ma stiamo chiedendo solo ed esclusivamente il nostro sacrosanto diritto di poter lavorare tranquillamente e dignitosamente, possibilmente.